Terza puntata di Target incastonata dopo il Festival di Sanremo e in attesa del Carnevale e poi successivamente del Mandorlo in Fiore, che qui ad Agrigento si annuncia come un ritorno a una mega festa. Target è con voi sull'LCN 92, il segnale del digitale terrestre di Televideo Agrigento, che potete ammirare praticamente in tutta la Sicilia, oltre che in streaming nel sito www.televideoagrigento.tv, naturalmente telefonino e cellulare alla portata di tutti. Una terza puntata che insomma sta piano piano incanalando la strada di questa nuova stagione dopo lo stop pandemico, e dobbiamo dire anche uno stop personale. Siamo ritornati alla grande per dar voce al territorio, come diciamo sempre, e di questo ringraziamo gli editori di Televideo Agrigento, Arturo Candella e Piero Licausi, per il grande sforzo editoriale che stanno facendo proprio per dar voce al territorio. Ne parliamo sempre un po' prima di andare in onda, perché insomma lo spazio che una TV privata, in questo caso TVA, può dedicare alle figure del territorio praticamente è importante, perché nessuna testata giornalistica nazionale può mettere in evidenza quello che succede dalle nostre parti. Noi lo facciamo da tantissimi anni e speriamo insomma di continuare a farlo e di avere anche il vostro riscontro negli ascolti. Anche questa sera credo e spero che sarà una puntata che susciterà la vostra attenzione. Passo subito a presentare i miei graditi ospiti, ad iniziare dalla mia sinistra è Antonio Patti. Lui è il presidente delle giurie del premio Buttitta, il premio che organizza il centro culturale Guttuso sulla quella che è la cultura, la poesia, insomma lo scritto siciliano. Poi abbiamo un gradito ritorno, Pasquale Palumbo. Lui è il presidente di un'associazione che si chiama ACAP per quanto riguarda gli amministratori di condominio. E a proposito di scrittori e di poeti, Salvatore Indelicato, anche lui un gradito ritorno a Target, ci presenterà l'ultima sua opera, parleremo insomma con lui di quella che è la sua produzione letteraria. E poi due ospiti del mondo dello sport, fanno parte di Agrigento Futsal, questa bellissima realtà del calcio a 5, sono Giovanni Palazzotto, che è il presidente, e uno dei giocatori di punta, Cristian Caltagirone. E poi il mio ospite musicale, Tony Bruccoleri, che praticamente ci conosciamo da 50 anni, non diciamo quindi la nostra età, ma non c'è niente da nascondere. Proprio prima di andare in onda parlavamo di alcune reminiscenze del liceo classico in Empedocle, e avendo il grande musicista Tony Bruccoleri qui con me non posso non sentirmi Maurizio Costanzo. Dai, passatemi questa baggianata. Maurizio Costanzo e il grande Bracardi. Tony, che fa? Ce la facciamo un po' la musica di Tony Bruccoleri? Dei poveri Grazie Tony, per ricordare che Tony è anche il direttore tecnico del teatro Posta Vecchia, assieme a Giovanni Moscato, che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana. Questi i nostri ospiti, parliamo subito di sport, perché poche volte a Target noi ospitiamo insomma uomini dello sport, lo vogliamo fare per questo sport che fino a qualche anno fa era soltanto lo sgranchirsi le gambe tra amici e fare una partitella così di calcio a 5, adesso invece è un vero e proprio campionato ad alti livelli. È così, Palazzotto? Sì, allora noi partecipiamo
al campionato regionale di C2. La nostra squadra si chiama Agrigento Futsal, giochiamo al Pallamoncata, è una bella realtà, e da qualche anno ha preso, appunto come diceva lei, piede in Sicilia, ma in tutta Italia, cioè campionato a livello nazionale e anche mondiale di calcio a 5. Noi diciamo che nella nostra provincia forse lo stanno scoprendo adesso, però già è qualcosa di importante. Oltre al numero dei giocatori, appunto 5, ci sono anche, credo, delle regole diverse dal calcio che siamo abituati a vedere normalmente. Sì, allora diciamo che le regole sono totalmente diverse dal calcio, perché ad esempio nel calcio... L'unica cosa che hanno in comune è che si gioca con i piedi. Sì, ecco, sì, questo sì, senza dubbio. Allora, ad esempio, faccio il fallo laterale, viene battuto a calcio a 11, viene battuto con le mani, in calcio a 5 viene battuto con i piedi. Poi ad esempio ci sono le famose sostituzioni volanti, entra ed esce nell'arco di qualche secondo, anche un giocatore può stare in campo anche 1 minuto, 2 minuti, quindi le sostituzioni volanti. Il portiere può entrare e uscire in qualsiasi momento, quindi ci sono delle regole che si può giocare anche con il quinto uomo, cioè mettendo in panchina provvisoriamente il portiere e fare entrare un calciatore, quindi ci sono delle regole diverse, però insomma dico, e il riscontro con il pubblico? Ma guardi, ultimamente abbiamo avuto un bel riscontro, perché noi giochiamo al Pallamoncata, abbiamo la possibilità di ospitare il pubblico, e stanno, diciamo che quest'anno ci stanno anche supportando. L'anno scorso abbiamo giocato a Villaggio Peruzzo, eravamo quasi in famiglia, gli spettatori erano, diciamo, parecchi, ma quest'anno vengono ad assisterci anche molti tifosi. Bene, parleremo allora della vostra avventura, parleremo un po' della società, di quello che è stato il campionato e di quello che sarà il prosieguo. Cristian, come mai hai scelto il calcio a 5 e non direttamente il calcio normale? Il calcio a 5 è, diciamo, uno sport più veloce rispetto al calcio, quindi si tocca più volte la palla, per questo è uno sport più rapido, più bello. Il tuo ruolo? Laterale. Laterale, fai gol o difende? O si è più gol e più assist, sì. Più in avanti allora. Il bomber, va bene. Grazie della vostra presenza e continuiamo a conoscere i nostri ospiti. Dicevo, il presidente delle giurie, perché le giurie sono tante al premio Buttitta, ognuno si occupa di un settore di questo eccezionale premio, insomma, che è abbastanza cresciuto, siamo a livello nazionale, anzi devo dire internazionale, perché ci sono molti siciliani che abitano all'estero che inviano le loro produzioni per partecipare a questo importante premio con tanti settori. Un bel lavoro, Antonio Patti. Un bellissimo lavoro, e anche molto gratificante, perché eravamo partiti 24 anni fa con un discorso più tra amici, e poi man mano si è sempre più allargato fino a coinvolgere effettivamente anche tutta l'Italia, e anche molte opere arrivano dall'estero. Diversi settori, dicevo, poesia, sì, molti settori. Libri editi, libri inediti, man mano si è allargato, quindi abbiamo inserito diversi aspetti della cultura e della identità anche siciliana. Quindi eravamo partiti con le poesie in siciliano e i conti, cioè i racconti in siciliano. Poi da questo abbiamo allargato anche ai libri successivamente, e poi nei libri a tutti i settori, quindi dalla narrativa alla poesia in italiano, poesia in siciliano, abbiamo anche i saggi di un po' tutti gli argomenti possibili e immaginabili. Una volta abbiamo addirittura premiato un libro su alcuni aspetti della pittura vascolare greca, fa parte della Sicilia, quindi Sicilia dalle origini fino a oggi. Centinaia e centinaia di elaborati che arrivano, diverse giurie che li giudicano, e poi il finale per quanto riguarda la premiazione, che da diversi anni direttamente ha un angolo riservato per le scuole. Sì, allora, ecco, il fatto di essere cresciuti, non siamo cresciuti soltanto nel numero dei partecipanti
o anche nella qualità degli elaborati che arrivano. Siamo cresciuti noi, come anche facciamo parte delle varie giurie, perché è un lavoro di grande crescita e di affinamento anche delle nostre sensibilità. Abbiamo poi creato un settore della scuola e addirittura abbiamo scisso quasi il premio in un premio riservato ai giovani alle scuole e uno per gli adulti. Niente più bacchettate sulle mani mai perché scrive in siciliano, no? Mai date. E prima mi ricordo che guai a parlare o scrivere siciliano. Anche su questo qualche cosa vorrei dirle, se è possibile. La cosa importante è di dire che fin dall'inizio, essendo un premio che è nato con operatori scolastici, il coinvolgimento della scuola c'è sempre stato. E noi abbiamo considerato il premio Buttitta come una specie di passaggio di testimone, ecco, come una staffetta tra la nostra generazione e le nuove generazioni. In realtà da un paio d'anni a questa parte, scindendo anche il premio, abbiamo voluto dare anche il segnale che i ragazzi sono loro stessi dei testimoni che passano il testimone, quindi sono loro stessi a cui già consegniamo l'immaginario siciliano con la lingua. Lo scorso anno oltre 500 elaborati, quindi insomma una grande mole di lavoro. Noi abbiamo elaborati quindi per quanto riguarda le poesie in siciliano, in lingua siciliana. Tengo a precisare che la prima lingua neolatina europea è la lingua siciliana, che poi paradossalmente è molto diverso dai dialetti siciliani, perché ogni paese, ogni contrada ha il suo dialetto, ma la lingua siciliana è stata una entità la più vicina poi anche al latino e per certi versi anche al greco, è catoio, tanto per fare un esempio, kata oikos, cioè sotto casa, è greco, scifo, siufos è la tazza, ora ha un altro significato rispetto alle primigenio, ma è greco. Le nostre radici sono quelle. Le nostre radici sono quelle, e noi dobbiamo andare a ripescare. Parleremo ancora del premio Buttitta. Salvatore Delegato, tu mi sembra che col premio Buttitta c'entri pure, no? Nel senso che sei stato partecipante e credo anche vincitore. Sì, con questo di qua, con Solo per Amore nel 2011. Premiato come narrativa. Solo per Amore è il secondo volume della tua trilogia. Sì, ho scritto una trilogia di romanzi dedicata alla figura di un grande attore agrigentino, pirandelliano, calcato le scene per 60 anni, che oltretutto è mio nonno, Giovanni Russo Archeoli. Per rendere omaggio alla sua memoria gli ho voluto dedicare 3 romanzi, 3 momenti della sua vita. Anziché scrivere una fredda biografia, ho voluto elaborare 3 momenti della sua vita molto importanti, trasformandoli in romanzi. Fossi nato là il primo, il secondo appunto Solo per Amore e il terzo, insomma, quello di più fresca stampa. Ora che sei qui. Ora che sei qui. Sono 3 storie, diciamo che indipendenti tra di loro, però hanno un fil rouge unico, che è appunto Giovanni Russo Archeoli. Sì, lascialo così magari il nostro cameraman così lo inquadra bene. Sì. Ed è il terzo che chiude la trilogia. Il primo è stato Fossi nato là, però era una trilogia monga, perché la prima edizione pubblicata con un'altra casa editrice era andata esaurita nel 2003. E grazie ad Antonio Liotta e a Medinova abbiamo ripubblicato Fossi nato là, proprio una nuova edizione, perché c'è il testo che è stato aggiornato e in una veste grafica nuova, ed è questo, Fossi nato là. E a questo è seguito poi Solo per Amore, ed ecco la trilogia completa di Salvatore Indelegato, di cui vado molto orgoglioso, anche perché sono riuscito a centrare l'obiettivo che mi ero preposto, quello di onorare la memoria di Giovanni Russo Archeoli. Bene, poi parleremo anche specificatamente di quello che troveremo all'interno di questo terzo libro della trilogia, e riconosciamo, perché sei stato ospite di Target in altre occasioni, Pasquale Palumbo,
gli amministratori di condominio, che ormai da diversi anni sono delle realtà, e credo che forse c'è anche l'obbligatorietà della vostra figura praticamente in tutti i condomini, anche perché insomma qualche sciarra riuscite ad evitarla, è così Pasquale? Sì, è chiaro che ormai la figura dell'amministratore di condominio si pone come una delle professioni più importanti nel tessuto sociale, perché appunto, a prescindere le sciarre, per dirla in siciliano, ma ormai il condominio è una complessità di norme dal punto di vista diritto, fiscalità e via. Poi siamo stati molto provati anche noi dalla pandemia che ci ha colti come tutti a sorpresa. C'è stata ti ha fatto lavorare di più o di meno? Allora, sono cambiate molte cose. Innanzitutto c'è da gestire la paura che le persone, tutti avevamo. Sì. Immaginate ad esempio quando l'ascensore, l'utilizzo delle parti comuni, l'addetto alle pulizie che da un condominio andava da un altro, l'addetto alla manutenzione dell'ascensore. C'era molta confusione sul fatto delle attività che potevano operare o non potevano operare, per non parlare quando ai primi tempi capitava di esserci un positivo al Covid dentro un condominio. Allora il panico, scattava il processo di sanificazione delle parti comuni e via dicendo. Devo dire però che c'è stata, come del resto, un po' di più interesse comune tra le persone, tra i condomini, e prevalso il buon senso, il buon senso, e spero che rimanga. E comunque ha portato qualcosa di positivo. Per esempio, sono state a livello normativo consentite le assemblee online. Ciò permette di far partecipare anche i condomini che abitano fuori Agrigento. Io ho condomini anche all'estero che oggi partecipano all'assemblea in maniera attiva rispetto al passato, che non potevano partecipare tranne che con delega. Oppure anche nelle nostre zone finalmente è entrato nella mente di tutti i pagamenti diciamo tracciati, i pagamenti elettronici, vuoi il bonifico, vuoi il POS, vuoi in modo da evitare, anche per motivi di sicurezza, si è partiti dall'evitare il contatto, quindi dalla persona che andava a casa delle persone per le quote condominiali, e poi naturalmente anche per sicurezza, perché oggi come oggi non è tanto bello andare a mettere l'avviso nei condomini, domani passa il ragazzo a riscuotere le quote, perché ci possono essere momenti di, come è successo di... Quindi la tua figura ha garanzia veramente di tutti, proprietari, affittuari e tutti, che trovano insomma in una parte terza uno che insomma è equidistante da tutti, ecco. L'attività di amministratore, come dicevo prima, ormai è una professione importante. Ritengo, per me che lo faccio da 30 anni ormai, è un'attività molto bella dal punto di vista, perché tu impari a fare tutto, impari a fare il contabile, il psicologo, il manutentore, l'avvocato, il consigliere, il confidente, impari a fare tutto. È chiaro che purtroppo bisogna sempre essere al passo con i tempi, con le normative. Anche noi come associazione facciamo continuamente corsi di formazione, diciamo di aggiornamento, perché il mondo del condominio è in continua evoluzione. E poi la pandemia ci ha regalato, nel bene e nel male, con la legge rilancio, i famosi bonus fiscali. Ne parliamo dopo di questi bonus, di quello che è stato, di quello che sarà, e anche un po' di alcuni problemi che ci sono, soldi bloccati, soldi che non arrivano, persone che hanno fatto imbrogli, insomma è molto variegato questo aspetto. Allora, dicevo, Tony, oltre ad essere un grande musicista, è anche il direttore tecnico del Grande Teatro Posta Vecchia, proprio in questi piccolo Grande Teatro. E proprio in questi giorni c'è un'attenzione particolare per le scuole, ci sono i pupi, mi sembra. Sì, abbiamo appena avuto la bellissima esperienza di Maglio Dovia sabato e domenica scorso, e stamattina
fino a sabato ci saranno i mattine per le scuole con l'opera dei pupi della compagnia Vaccaro Mauceri di Siracusa. Ma proprio i pupi quelli... Sono i pupi siciliani, sì, con i testi i testi Mattia Maria Boiardo, riveduti diciamo in un italiano piuttosto accessibile per i bambini. Si chiama Orlando alla rupa dell'indovino, è molto molto suggestivo. Che impressione ti hanno dato i ragazzi, i bambini? Ma i bambini appena hanno visto i duelli sono andati a battere le mani a tempo, perché è una cosa coinvolgente, e poi è nostra, la tradizione dei pupi è la Sicilia e basta, ragazzi, ed è bellissimo che i bambini apprezzino le nostre radici. È fantastico. Abbiamo parlato anche con Giovanni di questo connubio, di questa unione con il teatro Pirandello, insomma. Sì, abbiamo anche ridotto, sì, c'è stata questa collaborazione quest'anno con la Fondazione Pirandello, ci ha ridotto il teatro Pirandello, abbiamo fatto diversi spettacoli e adesso infatti ci sarà il 25 e il 26 al Postavecchia e il 28 e l'1 di mattina con i mattinè al Pirandello, con il Soldato Sbruffone di Plauto, con la regia di Camillo Mascolino, con Totò Rancatore e altri bravissimi, c'è Giugiu Gramaglia, in questo momento Ilaria Bordenca, non ricordo tutti gli altri, ovviamente c'è anche Giovanni Moscato che recita, torna a essere un attore sul palco, perché la dimensione di direttore artistico del teatro gli sta bene, però la polvere di palcoscenico gli manca, e questa è una bellissima cosa, perché Giovanni continua a essere sulla scena, e devo dire in maniera molto ma molto efficace e divertente. Ritorniamo al Tony Bruccoleri musicista, insomma, che poi non solo Tony ma tutta la famiglia Bruccoleri, uno strumento non nessuno manca, è perfetto. non manca mai. Tu sei sempre a pianoforte, sei stato sempre a pianoforte o un polistrumentista? No, io sono un polistrumentista, suono la tastiera, il pianoforte, non lo posso portare appresso nelle salite, e allora ho cominciato a suonare la chitarra per fare così un pochino di scena con le ragazze, ma poi andava a finire sempre che gli altri limonavano e io facevo la questa è una cosa vecchia che ci ricorda anche la scuola. Esatto. Uno era sempre al centro dell'attenzione, conosciuto da tutti, però poi devo dire, vorrei dire che ho avuto una bellissima soddisfazione quest'estate con il trio Scirocco, facciamo etno jazz con la bellissima voce di Vanessa Capraro alla voce e mio fratello Fausto alle percussioni. Ci siamo presi delle belle soddisfazioni, stiamo lavorando molto bene. E poi ovviamente c'è il piano che non mi abbandona mai. Siccome nessuno ha visto il Festival di Sanremo, insomma, almeno non lo dicono, nessuno, io mi piace, mi interessa, io ti devo dire che non l'ho visto, l'ho registrato, lo ammetto, ma non l'ho visto. Però fa l'82% di share. Non entro nella misurazione. Allora, diciamo. parliamo un attimo seriamente. Il Festival di Sanremo è passato da Festival della canzone siciliana, Festival della canzone italiana, come vetrina, a un prodotto. Il prodotto purtroppo in Italia adesso lo fa la pubblicità, quindi deve essere visto. Molte più cose eclatanti capitano al festival, tutti vanno a guardare, tutti cliccano, prima di vedere quel determinato video, l'urlo, quello che ha sfasciato le rose, quelli si sono baciati. Ah, quello l'hai visto allora? Ma ti dico, io l'ho visto l'indomani, perché tu lo vedi sui social, tu non lo vedi. Io ti volevo chiedere invece un giudizio critico sulle canzoni. Allora, io sono un pianista boomer, per cui pianista boomer, le canzoni non mi hanno fatto impazzire, perché preferisco chi canta sul serio, e infatti si è visto chi ha cantato a ottuagenari, Albano, Morandi, Ranieri. Mi è piaciuta Elodie, devo dire, e c'era anche la simpatica Carolina Bubbico, che è venuta anche da noi alla Postavecchia, è una delle più giovani direttrici d'orchestra del festival. Mengoni era una vittoria annunciata, perché non nascondiamoci dietro un dito, dietro a un talento c'è 500, 600, 700 persone che campano presso a lui, quindi tu vedi il prodotto che viene fuori dal talent viene pompato nei circuiti di Mediaset, possibilmente. È un circuito, loro se la suonano, loro se la cantano, poi il prodotto piace o non piace, però da un punto di vista dei contatti, che sono quelli pazzeschi. Noi per esempio lo vediamo con i cabarettisti, ci sono Chris Clun che verrà da noi appunto alla Postavecchia, che ha seguaci, non so quanti followers,
però poi lo devi vedere, la gente lo verrà a vedere a teatro per la curiosità di vedere cosa fa sul palco, oltre al video così. È un fenomeno, per carità, però Sanremo, da pianista boomer, lo preferivo ai tempi di, diciamo, si può dare di più. Antonio, visto Sanremo? Visto Sanremo? No, Niente. non guardo televisione da oltre... Tranne Target. Tranne Target, che devo necessariamente guardarlo, e non guardo televisione per scelta da oltre 10 anni, perché o guardo televisione o leggo e studio, quindi preferisco leggere e studiare. Mentre Pasquale Palumbo guarda Sanremo, l'hai visto? Ma devo dire che a me piace Sanremo, anche perché è spettacolo, ma dopo questa analisi la società, del maestro mi ha fatto pensare un po'. Non è solo musica, ripeto, non è solo musica, non sono solo canzoni. Io non sono un tipo che sta dietro agli scoop, alle cose preparate, se Blanco era preparato. A me piace vedere quello che succede. E lo commentiamo non critico e non giudico, perché non sono nessuno, non ho anche le competenze. Sì, io l'ho visto, devo essere sincero, l'ho visto, non con quel senso critico da ascoltatore, da intenditore di musica, qualunque, sì, insomma, anche perché devo dire che alcuni cantanti mi piacevano, tipo Giorgia, tipo Elodie, mi sono piaciute e ho seguito la manifestazione, ma era, come dire, più per passare una serata così, che anche per perché diciamo, poi interesse. c'è un timore riverenziale di tutte le reti, no? Sì, durante anche... i giorni di Sanremo nelle altre reti non c'è niente. Non c'è Adesso niente, O vai c'è poca sulla Pay scelta. TV, insomma, paghi oppure Ma il bello era il condividere Sanremo, non tanto vedendolo, quanto vedendo i commenti su Facebook. Sì, c'era gente diretta, che si divertiva, lo guardava in diretta e commentava: Sì, ma sì. questo come è vestito, ma questo che ha combinato, Sì, sì. ma questo mi pare un cassonetto. Il giovane di Cristian ha apprezzato il Sanremo e i cantanti oppure non te ne frega niente proprio? No, un po' che l'ho visto, Sì. bello. E poi ci sono insomma quelli che sono i miti del momento, dai, dobbiamo essere così. C'è il rap, c'è il trap, c'è il fluid, insomma ci sono un po' tutti, vero? Sì, no, Hai avuto una bello... particolare preferenza per qualcuno? Per Lazza, diciamo. Lazza è stato Sì, una Lazza- grande rivelazione. Lazza, Lazza. sì. Invece Palazzotto? Ma io diciamo che quest'anno l'ho ascoltato, l'ho visto, insomma, per far piacere alla mia compagna, perché in genere non ascolto e a me non piace Sanremo, però dico quest'anno, insomma, ero a casa della mia compagna, lei vedeva il festival e quindi, insomma, io ho dovuto vedere. Ti sei adattato? Mi sono adattato, sì. A me è piaciuto, sì, vero, dico, Blanco ha fatto quel casino e quindi, insomma, non ho apprezzato il gesto. Mi è piaciuto il trio, quando ha cantato il trio Gianni Morandi con Albano E Massimo Ranieri. Mi è piaciuto anche, diciamo, il Tutti antichi duetto. siamo però, Il duetto mi è piaciuto Siamo molto. Il duetto, sì, siamo antichi. Il duetto? Il duetto Boomer. sì, Boomer. Mi è piaciuto il duetto di Elisa con Giorgia. Con Giorgia. Sì, Infatti sì, è stato bello, un proprio capolavoro, un bellissimo. capolavoro. E poi mi è piaciuto anche Marco Mengoni quando ha fatto diciamo il gospel. Sì, con il gospel, sì, quel La duetto, giornata sì, delle sì, cover, sì, diciamo. sì, diciamo. Bene, e adesso allora vediamo l'omaggio di Tony Bruccoleri alla musica, no, senza microfono, insomma, tanto alla musica non so a quale tipo di musica, lo apprezzeremo ascoltandolo. Tony Bruccoleri.
grazie. Bravo Tony. Ritorniamo al nostro calcio a 5, dicevamo una società che partecipa a questo campionato regionale che si chiama C2, un po' di difficoltà per il luogo dove giocare, abbiamo detto il ringraziamento a Pala Moncada. Come si struttura la vostra società e qual è insomma la vostra settimana tipo, Presidente? Allora, innanzitutto io devo ringraziare la famiglia Moncada, in particolare Gabriele, che ci ha dato la possibilità, ci ha ospitato per quest'anno per poter giocare e disputare il campionato all'interno del Pala Moncada. Diciamo, la nostra società è una società giovanissima, è nata l'anno scorso, così tra uno scherzo e un altro siamo tre amici che parlando così abbiamo deciso di mettere su una squadra. L'anno scorso abbiamo partecipato al campionato regionale di Serie D. Abbiamo vinto, diciamo siamo arrivati secondi, però abbiamo vinto i playoff. Abbiamo fatto un triangolare regionale per salire in C2, però poi insomma diciamo la prima partita l'abbiamo vinto, la seconda ci sono state un po' diciamo così tafferugli sì, ci hanno ospitato ad Agira, ci hanno aspettato con le spranghe, insomma non è stato diciamo un'accoglienza piacevole, sì, infatti poi la Lega ci ha penalizzato, però diciamo siamo stati ripescati in ritardo, nel 26 di agosto siamo stati ripescati in C2, abbiamo iniziato la preparazione in ritardo, abbiamo formato una squadra per la C2 anche in ritardo, con tante difficoltà abbiamo preso un mister bravissimo proveniente da Caltanissetta che si chiama Peppe Lamendola, con l'occasione lo voglio salutare. Dalla squadra dell'anno scorso sono rimasti 3 o 4 elementi buoni, tra cui il capitano, che fa parte della dirigenza, uno dei soci della dirigenza, Andrea Franco. Poi c'è Nick Lombardo, Nicola, che è diciamo il nostro pivot con tanta esperienza. Poi abbiamo anche Ercole Graceffo, il vice capitano, e poi abbiamo Gaetano Sferrazza. Insomma dico, sulla base di l'anno scorso, quest'anno poi abbiamo diciamo inserito dei giovani, tra i quali anche Cristian, che diciamo Cristian Caltagirone, lui diciamo è stato preso nel mercato di dicembre, è stato inserito nella nostra squadra e si è ben distinto, tant'è che è diventato il pupillo del mister, perché in 5 partite ha fatto quanti gol? 13 gol, quindi insomma dico è molto bravo. Qual è il risultato bravo. medio di un incontro di calcio a 5? Allora, si fanno tanti gol? Sì, si fanno tanti gol. Noi l'ultima partita in casa abbiamo vinto 5-3, sì, e quindi mediamente si fanno da 5-6 gol. Come è strutturata una partita? 2 tempi? Allora, la partita è strutturata, due tempi, primo e secondo tempo da mezz'ora. E poi ci può essere un tie break a squadra, poi chiede un tie break di qualche minuto, e poi le varie sostituzioni si possono, allora si convocano 12 elementi, di cui 2 portieri, e poi ci devono essere presenti almeno 3 ragazzi under che devono essere, mi pare, dal 2005 in poi, dall'anno 2005. Per valorizzare, quindi, insomma, le certo, per inserire. Noi in squadra abbiamo 6 under, siamo una squadra con 18 elementi, pressappoco tutti giovani, tranne abbiamo 5-6 elementi dell'anno scorso. E poi insomma dico stiamo puntando per quest'anno, stiamo facendo un campionato. Vi divertite? Parecchio. E questa è la cosa, sì, guarda, certo, se poi arriva anche il risultato, ancora meglio. I risultati arrivano, attualmente siamo non in classifica, diciamo potevamo anche essere qualche gradino in su, però diciamo la nostra inesperienza qualche magari tra virgolette diciamo anche qualche sfortuna, però ci stiamo ben distinguendo. Penso che faremo un campionato di ritorno ad alti livelli, anche perché piacere. La squadra Futsal Agrigento, per chi vuole vedere, al Pala Moncada di Porto Empedocle. Cristian, allora qual è diciamo il tuo allenamento tipo? Tu vai a scuola naturalmente, sì, no? Ancora, non è che sì, fai l'ultimo anno, il calciatore a 5, no? L'ultimo anno di riesci scuola. A conciliare studio? Sì, ci alleniamo 2 volte a settimana, il martedì, il giovedì e il sabato la partita.
cosa c'è bisogno? Velocità, forza, calcio a 5 soprattutto, sì, velocità e intelligenza anche. Devi guardare un po' tutto. Sì, no? sì. Io, come dicevo all'inizio, ho visto il calcio a 5 come lo smaltire qualche chilo in più da parte dei meno giovani il fine settimana. Adesso è diventato un vero e proprio sport. Potrebbe diventare una professione, Cristian? Sì, ancora in Italia ci sono i professionisti calcio a 5? Sì, ancora in Italia a livello dilettantistico, ma ad esempio in altre nazioni come Spagna già il professionismo calcio a 5. Superiore alla C2, poi c'è C1? Sì. Andiamo sempre a livello regionale, poi puoi passare il microfono al Presidente? Sì, C1 sempre a livello regionale. I tornei sono regionali allora? Attualmente sì, noi siamo a livello regionale, C2 e C1 regionale, poi la Serie B e poi si va da Roma in giù, ecco, quindi ci sono alcune, noi abbiamo a Canicattì, mi pare che in serie A2, loro sì hanno una bella come realtà. Tutti i sport ci vuole anche il nostro sponsor, ci vuole qualche migliaio di euro, sì, no? Sì, noi abbiamo dei buoni sponsor che quest'anno ci stanno sostenendo, anche se diciamo anche noi contribuiamo, noi come società, però grazie ai nostri sponsor insomma riusciamo a sostenere tutte le spese dalle trasferte diciamo anche all'abbigliamento, all'iscrizione alla Lega, insomma dico per un campionato in C2 si parla da 15-20 mila euro. Insomma dai, però è una bella realtà. Sì, è una bella realtà. Ancora futsal. Ti darò spazio ancora un po' per un prossimo giro, magari per fare un po' poi la sintesi di quello che è il vostro essere società sportiva. Salvatore, dicevamo di questa rivisitazione, ecco, riedizione non solo come stampa ma anche come aggiustamenti e modifiche del primo della trilogia. Sì, fossi nato là. Abbiamo pensato di togliere un po' di sovraccarico. Il sovraccarico era che nella prima edizione il testo era accompagnato da delle immagini. Vedo il giallo e il logo di Medinova. Sì, questo è appunto il logo di Medinova, Storie, ed è grazie a Medinova che riusciamo molti scrittori argentini a pubblicare, a far conoscere le nostre opere. È una casa editrice che va in espansione, si va ingrandendo e soprattutto qualitativamente riesce a ottenere dei prodotti di qualità sia letteraria che anche di stampa. Lasciando naturalmente scoprire a chi è interessato comprando il libro e leggendolo. Questa trilogia dicevamo che ripercorre un po' quello che è stato il tuo nonno, sì. Qualche cosa in particolare che potrebbe suscitare insomma l'attenzione e l'interesse? Certamente. Ecco. Intanto, uno dei tre qualsiasi, sì, insomma, intanto, la tua scelta. Ecco. Ora che sei qui, l'ultimo della trilogia, e ho anche il piacere di avere qua in studio il prefatore, Antonio Patti. Che ha fatto nella prefazione ha fatto una bellissima sintesi di tutti e tre i libri, riuscendo a trovare quel fil rouge, quella sintesi per poter far appassionare la lettura. Sono tre storie differenti tra di loro. Quindi parlando di storie parli di realtà o parli sono di... tre storie vere, fatti veri. Ecco. Fossi nato là, per esempio, racconta l'origine di Giovanni Russo Archeoli e della famiglia, perché lui è un trovatello, è stato un trovatello, quindi c'è tutta una storia che nasce dall'innamoramento di due giovani, sua mamma e un giovane ufficiale di marina che era venuto con la sua nave a Porto Empedocle a fare uno scalo tecnico, si sono conosciuti, era una nave da guerra che serviva a proteggere le coste siciliane dalle azioni piratesche. L'ufficiale una volta si usava che veniva ospitato presso una casa, diciamo una famiglia abbiente, lui è stato ospitato nella famiglia della mamma di mio nonno, si sono conosciuti, hanno avuto questa relazione e naturalmente è nato Giovanni. Però non è che è stata una cosa semplice, perché
Parliamo di che anno? Siamo agli inizi del 1900, quindi mia nonna dal 1909, quindi c'è stato l'ostacolo maggiore, è stato quello che l'ufficiale, poi lo posso dire Antonio, Sì, lo puoi dire. è affondato con tutta la nave, esplodendo su una mina di quelle vaganti che una volta c'erano a mare. Quindi questo naufragio ha interrotto questa relazione. Lei ha cercato di nascondere questa gravidanza alla famiglia fin quando ha potuto. Poi, non potendo più mantenere questo segreto, è nato uno scandalo. Il resto lo lasciamo ai lettori. Il resto lo lasciamo ai lettori, L'occhio critico Questo del Presidente. perché appunto è una storia molto vera, sottolineo vera, Anche se romanzato. romanzato, ma molto vera. Quando l'ho scritta ricordo che avevo delle pause, così anche per gli altri libri, perché raccontando fatti della famiglia mi pigliava una sorta di emozione particolare. Certo, sì. Dovevo fare delle pause nella scrittura perché a volte mi sfondavano le lacrime, specialmente in ora che sei qui. Racconto parte della storia di mia mamma. E quindi che ti tocca particolarmente. Certo. Assolutamente, perché è una storia pure molto particolare, ambientata successa veramente durante il periodo di guerra, quindi dal 43 al 45, quindi la guerra d'Agrigento. Ho dovuto ristudiare la storia. Il fatto saliente è che mio nonno, già padre di 2 bambine, sposato, viene chiamato al fronte e viene spedito a Gradisca di Sonzo, la parte opposta dell'Italia. Sì, sì. Lì dopo un certo periodo viene ferito mortalmente. La notizia arriva ad Agrigento, mia nonna decide, vivo o morto lo voglio andare a recuperare, e parte da Agrigento, al periodo di guerra, quindi siamo in pieno 43, Gradisca di Sonzo, in Friuli. a Gradisca di Sonzo, con le 2 bambine appresso. Quindi il viaggio viene intrapreso in treno, a piedi, con i camion. E questa vicenda tu la racconti Te la direttamente. racconto qua. Un bel libro qui da, ci fermiamo. ed un E bel lì ci libro da fermiamo. poter, E qui da ci poter fermiamo. gustare. Invece in Solo per amore, Che è premiato, il secondo, diciamo. sì, che è il secondo, premiato al premio Buttitta per la narrativa, racconto invece la spasmodica, mi piace questa parola, ricerca da parte di mio nonno della madre naturale, perché poi dopo che lui nacque l'abbandonò e partirono per Palermo, tutta la famiglia si andò a stabilire a Palermo. Lui crescendo è cresciuto con la voglia di sapere chi fosse, lui in prima persona e poi anche la madre, e quindi partì alla ricerca della mamma. E lì mi fermo. Questa è la trilogia per chi vuole, in edizione Medinova. Medinova, sì. Ritorniamo al nostro amministratore di condominio. Dicevamo, insomma, è la figura particolare che deve avere veramente, insomma, tante competenze, e aveva accennato anche al discorso del bonus per la ristrutturazione, per il cappotto, per tutto quello che era previsto, con tantissime difficoltà. Come è entrato l'amministratore di condominio in questo contesto bonus, Pasquale Palumbo? Io reputo questa legge emanata allora dal governo Conte una legge straordinaria, perché effettivamente permette di rifare, efficientare gli immobili in maniera gratuita, tra virgolette. Legge straordinaria perché noi eravamo abituati alle detrazioni fiscali, cioè tu andavi a spendere sul tuo immobile 10.000 euro, li dovevi pagare e 5.000 euro li portavi in detrazione alle tasse nei prossimi 10 anni. Il governo Conte in questa legge fiscale fatta con il decreto rilancio il 17 maggio del 2020 disse che introduce il sistema della cessione del credito fiscale. Dice: tu che sei proprietario di immobile hai il diritto ad un credito fiscale anche se non hai nessun reddito, e quindi anzi rispetto a determinati massimali previsti dalla legge te lo aumento del 10%, da qui la famosa legge del 110%. Perché?
il 10% ti deve consentire con l'operazione finanziaria, con la cessione del credito a banche, a poste, a assicurazioni e così via, per l'operazione finanziaria. Quindi io ho diritto a 100.000 euro di credito fiscale, questi 100.000 euro diventano 110 e poi la banca mi restituisce appunto i soldi per poter fare lavoro. Una legge straordinaria che ha creato molte aspettative, abbiamo vissuto come poi quando è stato tramutato il 17 agosto il decreto legge è diventato legge, abbiamo vissuto una pressione da parte dei condomini: ristrutturiamo. Naturalmente il nostro patrimonio edilizio non era tanto pronto, perché intanto parliamo di non in legge di ristrutturazione edilizia ma di efficientamento energetico, quindi c'è molta differenza. L'unica cosa che non ho condiviso è stata questa: cioè tu che hai una casa con valore D la puoi fare diventare B, io che non ho nemmeno un panareggio per mi calleare non posso fare niente. Allora naturalmente per esempio una delle caratteristiche, intanto si parte che l'intervento andava fatto su immobili riscaldati o condizionati, già dotati insomma di un impianto. E poi una cosa importante, perché dico il nostro patrimonio edilizio, perché una delle importanti paletti di questa legge è che l'immobile deve essere in regola dal punto di vista urbanistico, catastale, e poi il soggetto deve avere determinati requisiti a livello fiscale. Se voi notate ad esempio su Agrigento noi abbiamo la periferia di Fontanelle e Monserrato piena di cantieri, Agrigento Centro proprio cantieri che si contano nelle punte. Questo perché? Perché i nostri vecchi costruttori ricevevano per esempio licenza edilizia per 6 piani e ne realizzavano 10. Oppure vedete immobili pieni di verande, ma non solo il discorso delle verande, ma poi il condomino buttava pure a terra il muro perimetrale per allargare la cucina. Tutti questi aspetti, questi abusi non consentivano. Peccati veniali, dico, non è... Allora, naturalmente c'è stata, ecco, perché io per esempio ho detto ai miei condomini una cosa fondamentale: sfruttiamo questa legge, anche perché oggi come oggi tu non puoi vendere un immobile se è in regola, quindi in ogni caso sfruttiamola per mettersi in regola, per sistemare tutto, per sanare tutto. Poi purtroppo questa legge, io dico sempre che doveva nascere in paesi molto più civili, non me ne voglia, e molto più onesti dell'Italia, doveva nascere in Norvegia, o comunque ci dovevano essere pene severe. Cioè noi abbiamo lavori non fatti, cioè solo sulla carta. Noi abbiamo avuto nel napoletano un general contractor importante che raccoglieva documenti nei condomini, otteneva la cessione del credito ed è scappato con milioni di euro. La mancanza di certezza di pena per i reati fiscali e le truffe, perché in Germania o in Inghilterra ti buttano in galera e poi iniziano a parlare. Per esempio io quest'estate sono stato a Londra e mi dicevano che lì il governo inglese ti mette a disposizione veramente dei fondi per fare i lavori, per ristrutturare le città, ma non devi sbagliare, perché se sbagli non solo non lavori più, ma se sei uno straniero ti mandano al confine, ti mandano a casa e c'è la certezza della pena, quindi tu ci pensi 3 volte. Non degeversiamo. In Italia purtroppo... Volevo dirti, il bonus è ancora valido? Il bonus è valido solo per chi aveva iniziato? Si possono fare delle cose ex novo? Allora, qual è lo stato dell'arte? Purtroppo con il decreto antifrodi anche c'è stata un'importante sentenza della Corte di Cassazione a sezione riunite, sezione penale, che diceva che pure il cedente del credito fiscale ha responsabilità sulla bontà, sull'onestà dell'operazione. Questo ha fatto un po' frenare, tirare nelle imbarche banca e poste e così via. E quindi dal mese di marzo su per giù del 2022 le cessioni sono bloccate. Quindi oggi la possibilità è duplice. La prima, che il contribuente mette i soldi e lo porta lui stesso in detrazione, e io ho avuto anche alcuni condomini che, avendo la capacità economica e fiscale di poterlo fare, l'hanno fatto. O dobbiamo sperare nella riapertura del mercato delle cessioni. E le pratiche in itinere? Pratiche in itinere ce n'è tantissime. E vanno avanti naturalmente. È un po'
poi per esempio è subentrato che il governo Meloni, e comunque da quando dopo il governo Conte, il governo Draghi, il governo Meloni sono stati un po' restii a questi crediti. Infatti per esempio il governo Meloni il 18 novembre 2022 alle 23:07 pubblica un decreto dicendo che i condomini che per accedere al 110 dovevano presentare la CILAS, la comunicazione del favore, entro il 25 di novembre. Questo ha creato uno sbarramento, per dire il bonus diciamo è finito, e comunque si parla, ora è stato portato a 90, e poi un altro importante paletto quest'anno è che tutti i lavori devono essere completati e funzionali entro il 31 dicembre 2023. Si capisce che oggi puoi iniziare a fare un condominio piccolo, perché se hai un condominio 40 unità immobiliari, 40-50 unità immobiliari, è difficile realizzarlo in pochi mesi. Target non so se ha un limite oppure se ha una grandezza proprio in questo, nel senso che parliamo di problemi fiscali, problemi di condominiali, e parliamo anche dell'allenamento di Cristian che fa il calcio a 5, insomma. Siamo, Tony, un po' troppa miscela, no? Che dici tu, da grande osservatore? No, mi è arrivata anche un assist, perché la prima volta che sono salito su un palcoscenico è stato grazie anche a Giovanni Russo, perché io facevo parte dell'equipe dell'Uomo e la Bestia della Virtù con la regia di Lino Cordaro, dove Giovanni Russo recitava, e il primo lavoro teatrale che io vidi fu l'Aria al continente di Martoglio, sempre con la regia di Cordaro, con tante persone, ma era bellissimo il ruolo di Giovanni Russo quando mimava l'operazione. Hai fatto capire che sei anziano, insomma. No, è che Giovanni Russo era il teatro ad Agrigento negli anni 70, Uzzid Malicasi era Idro, parlando la giara, era lui, entrava lui dentro quella giara, era quello. E quindi è bellissimo, e capisco. Che bel ricordo, Salvatore. No, l'emozione di Salvatore la condivido. E io ti ringrazio, Tony, di questo ricordo, perché Bene. ma ho avuto l'onore di conoscerlo, e questo è bello, e lavorarci pure, quindi figurati. Grazie del contributo a Tony Broccoletti. Ritorniamo al premio Buttitta, presidente delle giurie. Dicevamo, stanno iniziando ad arrivare i nuovi elaborati per l'anno 2023, credo che ci sia tempo fino a tutto marzo, non mi ricordo. Sì, tutto il mese di marzo, siamo arrivati alla 24esima edizione consecutiva, Covid incluso, quindi per una realtà come quella agrigentina avere un premio che continua anno per anno a essere portato avanti e a crescere nello stesso tempo, è già questo un grosso successo. E come dicevi tu, grazie anche all'evoluzione delle varie branche trattate, non esclusivamente fossilizzato e chiuso nella poesia siciliana, si è avuto anche la possibilità di avere opere importanti e autori interessanti. Noi abbiamo allargato fin dalle prime edizioni con un convegno di etnogastronomia, perché la cultura materiale e la cultura alta in realtà sono un'unica grande cultura, e quindi non si può scindere il cibo dalla letteratura, dalla musica, dalla danza, dalla pittura, da tutto. E poi abbiamo allargato, abbiamo detto, ai libri anche di saggistica, di un po' tutti i tipi di saggistica, dai saggi storici a quelli antropologici, musicali, di qualsiasi ambito. E oltre a questo abbiamo anche da quest'anno accettato gli elaborati di teatro, e quindi cominciano ad arrivare anche delle opere teatrali, e quindi verranno pure le tesi di laurea che riguardano la cultura siciliana. Sono poi, quindi, certo, anche per farlo capire a chi non lo conosce, il premio è della cultura siciliana. Naturalmente non vuol dire che deve essere scritto in siciliano, assolutamente, ma deve trattare argomenti, storie, personaggi o situazioni che hanno a che fare con la Sicilia. Che hanno a che fare con la cultura siciliana, con l'identità siciliana, e quindi qualsiasi aspetto, anche naturalistico, qualsiasi genere ha a che fare con il mondo della Sicilia,
fa parte integrante del premio Buttitta. Anche questo è un concetto che si è formato dolcemente, quasi impercettibilmente nel corso degli anni. E io devo ringraziare la serietà, la professionalità e la generosità dei componenti delle varie giurie, perché una trentina di persone, credo, no? Sì, anche di più. Anche di più. Perché queste persone che hanno ogni settore lavorano, anche tu fai parte di un altro settore sempre del premio Buttitta, quindi sono i premi speciali, che ora ne parliamo, e quindi è un premio che va a premiare proprio la nostra identità, quindi guardiamo una volta tanto con orgoglio il discorso di dire sono siciliano, non esiste lo stesso soltanto... discorso che facevamo all'inizio per TVA e le altre TV private locali, cioè dare spazio, far conoscere, dar voce alle realtà locali che non troverebbero spazio, esatto, in altre hanno situazioni. Poi questo anche una ricaduta economica, perché il premio attira tantissime persone da fuori, per cui anche alcuni premiati o persone arrivano da tutta la Sicilia a partecipare al premio. Poi dall'anno scorso addirittura siamo nella bellissima Valle dei Templi, a maggior ragione. Però è un premio che, ci tengo a dirlo, è nato a Favara e mantiene ancora, anche se molti dei giurati non sono favaresi, e avere questa identità di gruppo di amici e di persone che condividono delle tante piccole grandi intuizioni della presidente del Centro Culturale Guttuso, Lina Urso Gucciardini. Sì, infatti il premio è stranamente a Favara ha l'associazione culturale Renato Guttuso di Bagheria e il premio Buttitta di Bagheria, e ora anche il premio Rosa Balistreri di Licata, perché da alcuni anni a questa parte, grazie anche a Giovanni Stefano Tesè, abbiamo noi anche con Stefano Tesè abbiamo anche la musica folk, quindi questo premio però che è riservato ai ragazzi delle scuole. Bene, queste, dicevo, le piccole grandi realtà che ci circondano. Tony, abbiamo parlato dei Pupa, abbiamo parlato di Manlio Dovì. La stagione della Posta Vecchia è ancora lunga? Sì, abbiamo ancora degli appuntamenti, avevo già accennato a Chris Clun, poi dovremmo avere, non mi ricordo esattamente perché sono tanti, mi corre l'obbligo di specificare che l'Opera dei Pupi, oltre ad essere un mattino per le scuole, questo sabato 18 alle 18 ci sarà la pomeridiana per chi vuol venire a vedere i Pupi. Non sono solo dei ragazzi, anzi non è solo, appunto, non è solo per le scuole, analogamente appunto ci sarà il Soldato Sbruffone, come ha detto, il 25 e 26 di sabato e domenica. Poi appunto c'è questo mattino per le scuole al Pirandello 28 e 1, poi ci sarà Chris Clun appunto fra 15 giorni, non ricordo esattamente la data, e poi avremo un lavoro con Ilaria Bordenca e Paolo Di Noto, che sono due validissimi attori agrigentini, non ci possiamo lamentare. E il Teatro della Posta Vecchia, come abbiamo detto, che è un grande piccolo teatro, perché la forza del Teatro della Posta Vecchia è proprio essere così raccolto e ci permette di avere un target, guarda caso, vedi che assist, un target molto, molto efficace e molto poliedrico. E Tony Bruccoleri dal punto di vista musicale, oltre ogni tanto a fare il Bracardi a Target, che cosa fa da qui in avanti? Tony Bruccoleri, da un punto di vista artistico, spesso e volentieri al teatro non lo si vede mai perché è infognato dentro la regia, quindi, però dovresti fare come Giovanni, no? Ma attenzione, magari una serata. Ma io mi sono preso una soddisfazione mica da niente, perché quando è venuto Dovì ha voluto, adesso abbiamo anche un bel pianoforte a coda, siamo riusciti incredibilmente a farlo entrare. Appena Dovì dietro le quinte ha visto che c'era il pianoforte, dice: ma io sono solo in scena, mettiamo il pianoforte sul palco che fa appunto scena. E ci vuole un pianista pure.
E poi parlando così, ma tu sei un musicista? Sì, allora che faccio? Facciamo una lunga storia d'amore? Certo, facciamo anche una maggiore. È andato a finire che durante lo spettacolo si fermava tutto, dice: Tony, metti a posto il microfono e vieni sul palco. E io da regia da fonico sono andato a finire a fare il musicista. Con Dovì, mica da niente, ma poi mette la soddisfazione. Ci mancherebbe altro. E poi appunto c'è anche il mio ruolo istituzionale al Comune di Porto Empedocle come responsabile del settore sport, turismo e spettacolo, e avremo adesso il Carnevale Empedocrino 19, 20 e 21 nelle varie piazze cittadine con 2 ragazzi che si sono messi in gioco, Luigi Interlandi e Mario Ciffa di Porto Empedocle, che hanno organizzato questo Carnevale Empedocrino, e con il patrocinio al comune del sindaco Martello, il patrocinio al comune di Porto Empedocle. Abbiamo fatto anche questa pubblicità, adesso paghi pegno con la musica. E l'ultima cosa devo dire, ci ha lasciato purtroppo uno dei più bravi musicisti del mondo, compositori, Burt Bacharach, che ci ha lasciato alla veneranda età di 94 anni, e pensando di fare un putpurri io dovevo suonare fino a domani mattina. Dico semplicemente che Bacharach ha vinto solo 3 Oscar appena per la colonna sonora Butch Cassidy con Raindrops Keep Falling on My Head, il famoso Gocce di pioggia su di me, e poi anche Casino Royale. Sì, adesso la citiamo e non so. Questo omaggio allora? Lo faccio un po' di 3-4 canzoni e poi mi fermo, se no facciamo domani. Non ti preoccupare, puoi andare. Grazie, Tony Brucoleri a Target. Microfono ancora a Tony, perché siamo arrivati alla chiusura del nostro appuntamento, di questa nostra trasmissione. Più di un'ora è volata proprio
velocemente, e come in stile Target, il saluto e il ringraziamento dei nostri gentili ospiti, non in maniera normale, ma se volete, se potete, anzi dovete farlo in maniera particolare, lanciando un messaggio, un buon proposito, un saluto, una frase, una citazione, insomma un qualcosa come meglio vi viene, che ci faccia sempre vedere il bicchiere mezzo pieno e andare avanti in positività nella nostra vita. Il grande maestro musicista Tony Brucoleri. Toquinho, Vinicius de Moraes. La vita, amico mio, è l'arte dell'incontro. Grazie, bravo. E poi Cristian Caltagirone, giocatore di Agrigento Futsal, magari un invito ai tuoi coetanei ad avvicinarsi al calcio a 5? Sì, un saluto a tutti e spero che si divertano tutti sempre a giocare a questo sport. Grazie anche al presidente di Agrigento Futsal, Giovanni Palazzotto. Sì, lo sport è vita, io invito tutti i ragazzi a venire a vedere le nostre partite, a venirsi a divertire, mi raccomando, lo sport è divertimento puro, e non ci facciamo del male, anzi vogliamoci sempre bene. Grazie allo scrittore Salvatore Indelicato. Sì, io volevo intanto approfittare e ringraziare sempre Medinova e Antonio Liotta per dare sempre questo aiuto a tutti noi che amiamo scrivere, mettendoci in luce, mettendoci a disposizione la sua struttura. Poi volevo invece invitare i giovani a scrivere, a leggere soprattutto tantissimo e a scrivere, mettere da parte un po' gli smartphone che non sono una compagnia ma sono una solitudine, e quindi ripigliare a scrivere e a leggere soprattutto. Un libro è un buon amico che non tradisce mai. Grazie a Pasquale Palumbo, presidente dell'ACAP, l'associazione degli amministratori di condominio. Ma mi auguro sempre che ognuno di noi riesca a capire che l'interesse comune, il rispetto per la cosa altrui ci fa vivere bene noi. Spesso pensiamo che la nostra proprietà si ferma al ciglio di casa nostra, della porta di casa nostra, invece avere rispetto per la cosa comune e per gli altri ci farà vivere sicuramente in un ambiente migliore e più soddisfacente. Grazie ad Antonio Patti, il presidente delle giurie del premio Bottit. La bellezza salverà il mondo, e nella bellezza io metto soprattutto l'etica, metto comportarsi bene, avere la solidarietà, avere il culto della cosa comune, perché vedere le nostre strade piene di sporcizia e vuol dire che è anche sporcizia dentro che abbiamo. Invece dobbiamo essere puliti noi, pulito l'ambiente e pulito anche il modo di rapportarci uno con l'altro. Grazie ai nostri ospiti per la loro presenza e partecipazione a Target, e naturalmente grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.